Siamo al termine della partita che si è giocata qui al Pallaferralin di Breganze, vittoria per il Breganze di 4-1 sul Montecchio. Siamo con Pietro Garzaro. Pietro, una partita dove il Breganze sicuramente nel primo tempo ha dettato un po' i tempi, Sì. con una partenza molto forte. Poi il Montecchio nel secondo tempo ha trovato il gol e ha sicuramente espresso un ottimo gioco in difesa. Com'è andata la partita? Beh, sicuramente non è andata bene perché il risultato non è positivo. E sì, primo tempo il Briganza ha fatto il suo, noi non c'eravamo, nessuno c'era, se non i portieri che hanno fatto veramente una bella partita, i nostri due portieri entrambi. Noi primo tempo tutti i giocatori sembrava veramente persone scappate di casa che non sapevano neanche giocare a hockey. Secondo tempo sì, ci siamo rimessi in piedi, qualche occasione in più, anche difesa meglio, però comunque c'è da dire merito a Braganza perché comunque ha fatto la sua partita e l'ha fatta bene. Certo, beh, io se mi permetti adesso sicuramente credo che l'unione dei compagni di squadra sia molto importante. Lo dimostra anche Breganze che può attraversare momenti positivi e momenti negativi. Mi permetto, scusami, prendo un Sì, po' le tue parole perché sono uno sportivo anch'io da tanti anni. Io credo che comunque bisogna sempre valutare un po', non subito a caldo anche la prestazione dei compagni, cercare di riordinare le idee perché comunque, ripeto, sottolineo che nel secondo tempo avete, a mio avviso, anche di Fausto che è più esperto di me, espresso un ottimo gioco di fronte a una squadra che indubbiamente sta molto bene, sia fisicamente che come singoli. Quindi, ecco, forza che si continua il campionato e sicuramente c'è da partire da quelle le cose positive per cercare di andare avanti. Cosa ne dici? assolutamente, beh, sicuramente Breganze è una squadra ben consolidata, è da anni che giocano insieme, è da anni che comunque bene o male la maggior parte si conoscono, quindi il feeling sicuramente è diverso. Poi ovvio come hai detto te il discorso anche mentalità, quindi anche può essere dire su a un compagno più che all'altro, lì è l'esperienza mista è essere anche consapevoli di se stessi e degli altri, aver fiducia, perché è meglio sempre dire bel coraggio, comunque un bel passaggio, bel tiro rispetto a dire Esattamente. su. Ti ringraziamo, grazie mille e buon proseguimento. Grazie mille.